Scenari stupendi e tanto sole per il 30° cross della vittoria incorniciato dallo splendido sfondo delle colline trevigiane, legittimo l'orgoglio del sindaco ospitante. Abbiamo premiato i giovani e gli anziani, ho avuto il piacere di premiare anche un over 80, vuol dire che l'atletica, il cross in questo caso, avvicina le persone e è trasversale a tutte le generazioni e questa è una grande lezione anche di civiltà oggi. Tra i tantissimi, e davvero di tutte le età che si sono assiepati ai nastri di partenza, in campo maschile torna a vincere chi già aveva avuto la soddisfazione di tagliare una volta il traguardo per primo. Il corso per la squadra era il più importante, poi mi piaceva questo cross, l'avevo fatto 2 anni fa, ho vinto lo stesso, io sono contento di essere qui. In campo femminile invece la vittoria a Sorriso a una beniamina di casa. Ero in casa perché abito qui e avevo tanti miei bimbi che alleno, che mi facevano il tifo, è stato molto bello. Gli occhi più tecnici però erano puntati su una Veneta che promette grandi cose per il futuro, possibile nuova stella dell'atletica nazionale. Il grande obiettivo 2015 saranno gli Europei Under 23, che però saranno di livello saranno del livello di un europeo assoluto, perché ci sarà la San, che è stata prima al mondo nel ranking quest'anno, nel 2014, e poi ci sarà anche un'altra atleta inglese che ha 4 netti nel 1500, quindi sarà veramente difficile, però io spero di raggiungere un podio, ce la metterò tutta e speriamo di fare un buon risultato.